dall'Italia, come dimostra questo cartello, non presso lo Stato sociale. El Festival de Sant Remo s'ha convertit en un escenari molt important per a cantants italians. Artistes revelacions, com per exemple Laura Pausini, s'han donat a conèixer en aquest festival. Avui tenim el privilegi de parlar amb el grup Revelació, que s'anomena Lo Stato Sociale i que ha quedat en segona posició en aquest festival d'enguany 2018. Benvenuti a Valencia. Grazie. Anzitutto complimenti per la canzone Una vita in vacanza, che è stato tutto un tormentone in Italia nel festival. Vi aspettavi questa seconda posizione? No, non ci aspettavamo di fare quello che abbiamo fatto. Siamo andati per divertirci e ci siamo divertiti e poi abbiamo fatto succedere una cosa strana e siamo molto contenti e no, non ce l'aspettavamo assolutamente. Cosa pensate che avete di speciale per aver ottenuto un ottimo rapporto con il pubblico, che secondo me non è facile avere colpito con loro? Siamo inconsapevoli, siamo fisicamente molto attraenti, questo è indiscutibile. Abbiamo una grande capacità di stare simpatici alle nonne, ma anche nella vita di tutti i giorni, e abbiamo uno spirito molto bambino. Come mai lo Stato Sociale come nome di band? Allora, è difficile, in realtà è molto semplice. Loro tre erano al parco e si stavano annoiando tantissimo. Ogni tanto suonavano, ogni tanto stavano al parco ad annoiarsi. Avevano bisogno di decidere il nome della band e in quel momento sui giornali era il 2009. Mi hanno istruito bene. Nel 2009 c'era un momento politico di difficoltà e lo Stato Sociale non c'era e su tutti i giornali c'è scritto dov'è lo Stato Sociale, dov'è andato a finire. Allora loro, che sono ragazzi responsabili, noi che siamo ragazzi responsabili, abbiamo deciso di fare noi lo Stato Sociale. Bene. Capito? È veramente così. Prima di diventare più conosciuti, avete avuto qualche riferimento, un stile di riferimento di musica, insomma, un artista in concreto? Uno solo no, perché Diversi, no? siamo in 5 e ognuno ha dei gusti un po' diversi. Abbiamo ascoltato molto cantautorato italiano, perché le parole sono molto importanti nella nostra musica, però abbiamo ascoltato anche molta musica elettronica, molta house e techno addirittura. E abbiamo ascoltato tanto rock and roll, inglese soprattutto, quindi diciamo che le influenze sono veramente molto varie. Da febbraio che siete in giro nelle sentinelle di tutta Italia e da ieri che siete venuti qua in Spagna, a Sevilla, domani Barcellona. Come sta essendo l'esperienza qua in Spagna? Qualcosa di raccontare curiosa? Siamo arrivati appunto solo ieri sera in realtà, Siviglia ci ha accolto bene, ci siamo piuttosto divertiti, siamo andati a letto tardi. E infatti è per questo che porto gli occhiali da sole oggi. No, niente di curioso, siamo stati... Valencia ci è piaciuta molto dai finestrini del furgone. Abbiamo detto tutti che è una bellissima città, però ancora non l'abbiamo vista. Ancora vi manca questa sera? Sì, sì, nel senso che vabbè, stasera faremo il concerto qua e domani però forse, se il tempo ce lo permette, riusciremo a farci un giro in città. Ci piacerebbe. Avete pensato nei prossimi anni di fare qualche canzone in spagnolo? Guarda, dovremmo impararlo l'espagnolo prima, quindi sarebbe molto complicato adesso.
In futuro non lo sappiamo onestamente. Pensiamo che i limiti linguistici non siano determinanti. Aiuta alle volte andare incontro al pubblico, però è anche vero che magari diventa talmente tanta caratteristica l'italiano per noi e l'uso che ne facciamo come lingua che è magari molto complicato riuscire a cambiarlo. Non lo escludiamo, però è difficile, ecco, diciamo così, bisogna fare un corso prima. Tra poche ore attuerai qua, canterai qua. Cosa aspettate del pubblico in Valencia? Ci aspettiamo che sia largamente italiano e che mi aspetterei che portassero qualche amico spagnolo. Ieri un paio di spagnoli ci hanno detto siete la migliore band indie In Europa. in Europa, vero? Sì. E noi cos'è che gli abbiamo risposto? Che Grazie. No, aspetta, gli abbiamo detto che c'era un'altra band che tu... Ah, i Vetusta Morla? Vetusta Morla? Sì, sono bravi, li abbiamo scoperti dalla playlist Spotify Indie Spagna, erano i primi nella playlist e abbiamo detto bello questo, poi il resto non ci piaceva però Vetusta Morla moltissimo, Bene. ok? Sì. Per finire, i prossimi obiettivi che ce l'hai, quali sono? A te mi tiene il microfono. I prossimi obiettivi, allora, abbiamo da suonare in Italia e siamo venuti qua apposta per andare nei locali un po' più piccoli, così siamo un po' più tranquilli, ce la viviamo bene e faremo un tour di... Si posso dire tutto qua? No, niente. Niente posso dire. C'è un po' di segretezza. No, prepariamo il tour italiano, nel frattempo stiamo scrivendo il nuovo disco, diciamo che, entro fine estate dobbiamo aver scritto un sacco. Ecco. Noi aspettiamo che sì, che scriverai, perché grazie mille per questa intervista qua in Spagna. Grazie a voi. Vi desidero il meglio e siete bravissimi, quindi sarà facile per voi. E vi aspetto, il più importante, di rivederci presto qua in Valencia. Grazie. Grazie.